Per contrastare la violenza di genere bisogna lavorare molto sulla prevenzione, quindi non solo sulla protezione quando il danno è già stato purtroppo compiuto, ma lavorare con le giovani generazioni anche nel mondo del calcio e dello sport in generale. Un progetto innovativo, il pallone corre e i sogni si rincorrono, rispetto, inclusione e parità fin dall'infanzia. La campagna presentata in Consiglio regionale coinvolge società calcistiche, allenatori, dirigenti, famiglie e giovani atleti dai 6 ai 10 anni, con attività educative, strumenti formativi e un patto per diffondere i valori di rispetto e superamento degli stereotipi. Il progetto è molto ambizioso, però deve essere effettuato subito a partire appunto dalle squadre di calcio, soprattutto per i giovanissimi, perché deve essere insegnato loro il rispetto. Il mondo del calcio è sicuramente ancora per la maggior parte maschile, i ruoli, le figure dominanti sono maschili, ebbene si stanno aprendo le porte anche al femminile e il femminile vuole esserci. Sostenuto da Regione Veneto, CONI, FIGC e Università di Padova, il progetto partirà in Veneto per poi estendersi a livello nazionale. In Lega Dilettanti noi crediamo che il calcio possa essere uno strumento, anzi debba essere uno strumento per diffondere i giusti valori. Noi abbiamo circa 1.150.000 tesserati che rappresentano appunto quasi un quarto del CONI e vogliamo appunto mandare i giusti messaggi a questi stati, perché ricordo che il 70% di loro sono ragazzi under 18. Sono assolutamente convinto che lo sport sia e debba essere uno strumento importante a disposizione dei giovanissimi e delle loro famiglie per crescere in maniera più corretta e opportuna. E anche nello sport, che dovrebbe essere un ambito di somministrazione, se vogliamo, di giusti valori, dobbiamo comunque cercare di mantenere l'attenzione per quello che è la giusta crescita dei nostri giovanissimi.